Ciao a tutti, buona giornata. Oggi facciamo i fusilli con la crema d'uovo ed erbette. Allora, andiamo subito a buttare i fusilli. Allora, un po' di sale nell'acqua. Subito. Allora, sale grosso. Ok. Fusilli. 80 grammi a testa, poi vedete voi. Allora, adesso andiamo a preparare la nostra crema d'uovo ed erbette. Allora, per prima cosa prendiamo due uova. Teniamo solamente il rosso dell'uovo, il bianco lo buttiamo, così, mettiamo qui, una frusta. Poi prendiamo un po' di erbette, quello che avete sul balcone o quello che vi piace di più. Questi dauli sono un po' troppo abbondanti, ho messo solo per far vedere, adesso ne prenderemo quelli che ci servono. Allora, rosmarino, basta poco, perché è un sapore molto forte. Menta, 2 foglioline, poi il resto lo possiamo tenere per fare la guarnizione. Basilico, mettiamo anche questo, 2-3 foglioline, dai. Un po' di timo, cerchiamo di tirare giù le foglioline dallo stecco. Così, questo, ok, un po' di origano, un po' di erba cipollina, così, e adesso con un coltello andiamo a tagliarle, pezzettini piccoli. Cerchiamo di farle sottili, altrimenti le foglie grandi possono dare fastidio. Se non avete proprio queste erbe, potete anche usare un po' di salvia o qualche altra erba che magari vi piace di più. Ok, così. Adesso prendiamo il nostro uovo, andiamo a batterlo. Andiamo a sbatterlo bene. Nel frattempo prepariamo una pentolina con solo dell'acqua all'interno. La mettiamo su un fornello piccolo con la fiamma al minimo. Non deve bollire, se va a bollire andrà a fare dei grumi, dobbiamo cucinarlo a bagnomaria, quindi se è troppo alto il fuoco andrà a fare dei grumi e roviniamo la nostra crema. Allora, aggiungiamo le erbette, così, mescoliamo bene, ci possiamo mettere un po' di sale fino, senza esagerare perché poi ci metteremo il pecorino è un formaggio abbastanza salato. Ok, mescoliamo bene e adesso andiamo a mettere la bagnomaria sopra questa padella, mi raccomando con il fuoco molto basso. Se vedete che comincia a fare dei grumi, toglietela subito dal fuoco perché altrimenti rovinate la crema. Ok, allora andiamo a mescolare la pasta. La pasta la lasceremo al dente e poi finiremo di cucinarla in padella. Ok, stacchiamo 5 minuti e torniamo. Eccoci qua, sono passati 4 minuti circa. Noi abbiamo la nostra crema che è ancora qua, non si era presa per fortuna. Vedete che bella cremosa. La lasciamo ancora su sempre a bagnomaria. Possiamo a questo punto anche spegnere il fuoco per evitare che formi dei grumi. Adesso andiamo a scolare la pasta. Scoliamo la pasta subito. La scoliamo abbastanza al dente. Andiamo a versarla in una padella con un po' di olio. Così.
versiamo qui. Io la pasta l'ho scolata 2 minuti prima del suo punto di cottura, quindi molto al dente. Ho salvato un po' di acqua di bollitura per finire di cuocerla in padella, come se fosse un risotto. Adesso con un mestolo andiamo ad aggiungere un po' di acqua di bollitura, così. E torniamo alla nostra crema d'uovo. Adesso a questa crema d'uovo possiamo aggiungerci il nostro pecorino, se è troppo denso, come in questo caso, possiamo aggiungere un po' di acqua, acqua tiepida in questo caso. Non si potrebbe usare l'acqua di bollitura che è anche salata, però l'acqua di bollitura in questo momento è un po' troppo calda e andrebbe a fare i grumi, quindi usiamo un po' di acqua tiepida di rubinetto. Andiamo a mescolare bene, in modo da ottenere una bella crema, bella liscia, senza grumi. Ok, ci mettiamo ancora un po' di pecorino che era rimasto. Io sto usando il pecorino a pasta morbida, non è molto stagionato. Per fare questi piatti vi sconsiglio di usare formaggi troppo duri, a pasta troppo dura, perché non andranno a creare quella cremina bella liscia come in questo caso. Potete usare anche il parmigiano oppure il formaggio grana, quello che preferite, però ricordatevi sempre di non usare formaggi troppo stagionati per fare questo lavoro. Ok, andiamo a far saltare bene la pasta. Facendo questa lavorazione della pasta in padella, la pasta rilascia un po' di amido e quindi andrà ad addensare ancora di più la nostra pasta quando andremo a versare la nostra crema d'uovo. Adesso praticamente la pasta è pronta. Aspetta che facciamo una prova. La pasta è giusta al dente. La crema d'uovo è a posto. Adesso aspettiamo un attimo solo che la padella si raffreddi un po', altrimenti l'uovo andrà a raffreddersi e diventerà tutto un grumo. Nel frattempo abbiamo giusto un 30 secondi per fare un brindisi. Oggi vi consiglio una malvasia, un vino bianco, una malvasia, un vino secco fermo. Ok, allora, la nostra pasta si è un pelino raffreddata. Adesso andiamo ad aggiungere la nostra crema d'uovo ed erbette e pecorino. Ok, mescoliamo velocemente. Perfetto, non sta facendo i grumi, quindi va bene. Ok, pasta bella cremosa. Adesso andiamo ad impiattarla. Questa è una pasta che va fatta e mangiata subito. Chiaramente questa non si può preparare per mangiarla più tardi, lasciarla sul fuoco perché diventerebbe tutto un blocco. Ok, a questo punto prendiamo le erbette che ci sono rimaste e facciamo un po' di guarnizione intorno, qua e là, giusto per abbellire un po' il piatto. Andiamo a mettere un po' di tutto. Ok, mettiamo anche una fogliolina di menta.
una grattugiata di pepe fresco alla fine. Ok, il nostro piatto è pronto, eccoli qua. Fusilli con crema d'uovo ed erbette. Ciao a tutti, buona giornata.